Roma, cronaca. Ripescato all'alba nel Tevere all'altezza di Ponte Milvio, il corpo di un uomo dall'apparente età di 40 anni, successivamente identificato per tale Tarascona Nicola. L'uomo si sarebbe ucciso con un colpo di pistola in bocca. I motivi che sembrano averlo indotto al suicidio sono da ricercarsi in un vorticoso giro di usurai, dei quali il Tarascona è stato vittima. Nelle sue tasche è stato rinvenuto un biglietto con su scritto: o paghi, o scappi, o t'ammazzi. Vediamo cosa fanno sul primo canale. Vai, vai! E lei il proprietario? Sì. Ha subito qualche tentativo di estorsione? No, Vuole fare richiesta di protezione? no, e da chi dovrei farmi proteggere? Senta, se ha qualche rospo in gola, questo è il momento di sputarlo. Lei ha rapporti con usurai? Usurai? Strozzinaggio. No, no, ci deve essere un errore. Sappia che questo è solo un avvertimento, il peggio deve ancora venire. Adelina, scendo a prendere un caffè con il signor Santoro, torno subito, eh? Dottor Tarascona. Senta, Santoro, sia ben chiaro. Scenate in ufficio a me non me le deve fare. Se ha qualche problema, cerchiamo di risolverlo. Un problema? Io sono rovinato. Mi hanno fatto saltare un negozio, mi è rimasto soltanto quell'altro in centro e poi si sono presi tutto. Sì, certo, sono metodi inaccettabili. Ma pure lei, Santoro, cerchi almeno di pagare gli interessi. In fondo i soldi li ha presi o no? Io ho paura. Mi Ho lasci. paura. Lei mi ha presentato questi strozzini, questi mascalzoni e lei mi deve tirare fuori dai guai. Io glielo ho presentati perché stava messo male, perché stava fallendo. E poi l'avevo avvertita. Gli interessi erano un po' salati. Un po' salati, un po' salati. Il 10% al mese. E nessuno mi toglie dalla testa che lei ha lucrato sugli interessi. In effetti, il vero strozzino è lei. Oh, senta, Santoro. Non si permetta più di dire una simile sciocchezza. Per aiutare lei e altri come lei ho dovuto dare garanzie personali a quella gente. E si vede che lei aveva il suo tornaconto.